continua il botta e risposta tra il sindaco di Agrigento Miccichè e il gruppo della Democrazia Cristiana circa le critiche su Agrigento, capitale della cultura, alla nota stampa dei consiglieri comunali Spataro, Vitellaro, Bongiovì e Zicari in tema di ritardi evidenti nella stesura dello statuto della Fondazione Agrigento 2025, ha seguito quella della segreteria provinciale del partito della DC di Cuffaro, quindi la replica del sindaco Miccichè, che si mostra scettico e perplesso, affermando ma Totò Cuffaro lo sa e ribadendo la sua partecipazione ad un dibattito in tema alla festa della Democrazia Cristiana a Ribera. Oggi arriva la replica puntuale dello stesso Totò Cuffaro che afferma le posizioni della Democrazia Cristiana sono condivise da tutto il partito. La nota stampa di Cuffaro afferma come al sindaco di Agrigento: voglio ricordare che la Democrazia Cristiana è un partito libero, aperto, plurale e democratico, ha i suoi organi di partito eletti dal Congresso e un gruppo consiliare al Consiglio Comunale di Agrigento, autonomo e libero nelle scelte politiche. Le posizioni politiche, continua il segretario nazionale della DC Totò Cuffaro, e dei dirigenti della DC locale sono condivise da tutto il partito. La Democrazia Cristiana sta lavorando per fare crescere il partito, la coalizione, le comunità locali, Agrigento in primis. Mi piacerebbe che anche gli altri partiti facessero lo stesso, piuttosto che fomentare pretestuose polemiche. Sindaco di Agrigento, indiscussa persona per bene, sappia, conclude il comunicato stampa di Totò Cuffaro, che siamo disponibili a collaborare fattivamente per il bene della città, ammesso che la nostra collaborazione sia politicamente gradita. Questa è la conclusione di Totò Cuffaro.